cambiamento climatico è già una realtà nel nostro territorio. Lo sa bene CIA Veneto, Associazione Agricoltori Italiani, che al Kronplatz di Limena ha avviato la campagna elettorale in vista del rinnovo delle assemblee dei consorzi di bonifica. Obiettivo: gestire al meglio le risorse idriche del territorio davanti alla crisi climatica. Lo strumento del consorzio di bonifica, con all'interno il governo in mano agli agricoltori, ha dimostrato negli anni di essere uno strumento attento a quelle che sono le esigenze sia dell'agricoltura ma anche della cittadinanza. Perciò oggi promuoviamo anche questo modello affinché ci sia sempre più uno spirito di adattamento rispetto al cambiamento, ma ci sia anche un imprinting strategico che può riverberare anche la sua positività sulla società stessa. Periodi di siccità e settimane di pioggia incontrollata si susseguono con sempre maggiore frequenza, crescendo di intensità. In questo scenario diventa ancora più cruciale il ruolo dei consorzi nella gestione dell'acqua. Per questo motivo CIA Veneto si presenterà alle elezioni del prossimo 15 dicembre con una lista condivisa con Coldiretti e Confagricoltura, per far fronte comune contro una minaccia che riguarda tutti. Una lista che si pone con la conoscenza di tutto il territorio, le tre organizzazioni rappresentano il 90% del territorio della provincia di Padova e che ha dimostrato anche negli scorsi 5 anni saper governare in maniera ottimale quello che è un ente importantissimo rispetto alle sfide future che abbiamo davanti, cambiamenti climatici in primis. Ricordo che in provincia di Padova sui 10 consorzi che vanno alle elezioni 4 sono proprio della nostra provincia, per cui enti importantissimi, poco conosciuti ma che svolgono quotidianamente un lavoro ininterrotto per la gestione di una risorsa importantissima. Il rinnovo delle assemblee dei consorzi di bonifica richiameranno oltre 500.000 padovani alle urne. Entrando nel direttivo, le associazioni degli agricoltori mirano a proseguire il buon lavoro svolto dai consorzi, intervenendo per migliorarlo laddove possibile. I consorzi di bonifica hanno nello svolgimento della propria attività l'obbligo di occuparsi di sicurezza idraulica dei territori e di fornire l'acqua per l'irrigazione, quindi siamo oggi al centro dell'attenzione anche per quanto riguarda lo scenario che abbiamo intorno, cioè il cambiamento climatico sta evidenziando delle situazioni molto particolari che impongono un'accelerazione proprio nella gestione del territorio, quindi da una parte abbiamo la necessità di mettere sempre più in sicurezza e mantenere in sicurezza i centri urbani e le campagne attraverso opere di laminazione, bacini che possono contenere l'acqua in eccesso, dall'altra parte l'uso della risorsa per l'agricoltura.